Vacanze in montagna sempre più care. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di venerdì 31 ottobre 2025, notizie che troviamo sul Corriere delle Alpi a firma di Francesco Dalmas. L'osservatorio di JFC certifica il salasso per gli sciatori, una settimana bianca per 3 persone costerà 4.000 euro. Ancora un mese di attesa per l'apertura della stagione sciistica, tanti appassionati speravano di mettere gli sci già da domani sul Col Gallina, invece niente, il ritorno delle temperature alte non ci ha permesso di proseguire con l'innevamento programmato, fa sapere Sonia Menardi, portavoce della società ISTA. Intanto la Fondazione JFC, che ieri ha presentato l'Osservatorio Italiano del Turismo Montano, certifica che durante il prossimo inverno trascorrere un soggiorno sulla neve costerà in media il 5,8% in più rispetto alla stagione 2024-2025, e ciò a seguito di tutta una serie di aumenti. Ne fa il dettaglio Massimo Ferruzzi, CEO di JFC. Gli incrementi riguardano i servizi alberghieri con variazioni tra il più 6,3% per le settimane bianche e il 9,7% per i weekend e i periodi di alta stagione. Le scuole di sci aumentano le proprie tariffe del 4,9%, il costo degli ski pass cresce a livello nazionale del 4,1% e i servizi di bar e ristorazione del 5,5%. Per una settimana bianca la spesa media di un adulto sarà di 1.545 euro, mentre una famiglia di 3 persone spenderà circa 4.017 euro, più 6,3%. Un weekend sulla neve comporterà un costo medio di 622 euro per un adulto e 1.773 euro per una famiglia, per un più 8,8%. Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi, afferma che l'incremento in provincia è inferiore di qualche punto percentuale alla media indicata da JFC, mentre ammette che a Cortina le Olimpiadi hanno fatto lievitare i prezzi. Per i Dolomiti Superski i prezzi degli ski pass sono stati fissati ancora la scorsa primavera e prevedono in media adeguamenti del 3% a seconda delle diverse tipologie di abbonamento. Lo ski pass stagionale costerà in prevendita fino al 24 dicembre 970 euro per gli adulti, più 2,65%. Il molto gettonato ski pass per 4 adulti di 4 giorni verrà proposto a 317 euro in alta stagione, mentre il giornaliero per adulti Dolomiti Superski sarà acquistabile a 77 euro in stagione e a 86 euro in alta stagione, ovvero a un più 3,6%. La nuova stagione, gli stranieri trainano le prenotazioni, previsto un aumento del 3,8% delle presenze ad alta quota con un più 8,8% dall'estero, Polonia e Regno Unito i mercati più prolifici. E ancora le Olimpiadi allontaneranno i turisti, ma sono fondamentali per Ferruzzi, chi scia sceglierà altre mete, ovviamente in questo caso per quanto riguarda questo approfondimento dell'osservatorio JFC. E sempre in merito alla stagione invernale ormai prossima all'apertura, Cortina al top, si conferma destinazione dell'anno. La regina è anche la più famosa e trendy, sul podio Madonna di Campiglio e Livigno. Tutti gli approfondimenti vi aspettano a pagina 21 del Corriere delle Alpi. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del quotidiano bellunese Il Corriere delle Alpi. Ecco come si apre questa edizione di giovedì 31 novembre 2025. La prima notizia è quella che abbiamo letto poc'anzi, ovvero la montagna sempre più cara, sarà un salasso per gli sciatori, ma ancora dalla prima pagina la tragedia del Fadalto, la sua bimba morì nello schianto, madre a processo, omicidio stradale della figlia, la madre appunto a processo, l'approfondimento di Sosso a pagina 28. Alessia Forzini invece firma questo articolo che troverete a pagina 19, trasporto pubblico a Belluno, petizione inutile sulla linea Lilla, niente corse fisse. In 1000 chiedevano le corse a orario fisso. Ignorati, notizia che interessa in questo caso il capoluogo bellunese. La foto di copertina: a Belluno, patto questura Despar contro la violenza di genere. Dovete avere il coraggio di denunciare. All'Iper, supermercato che si trova di fronte all'ospedale civile del capoluogo, volantini e scontrini in difesa delle donne. Agenti della questura di Belluno ieri mattina davanti a un punto vendita della Despar, l'articolo di Marcella Corrà a pagina 22. Ancora sport, hockey 900 al De Toni, Feltre KO nel derby, vince l'Alleghe 7-2. Verso le Olimpiadi, l'approfondimento del Corriere delle Alpi, cabinovia di Socrepes, immunità da frana e scarica barile, l'approfondimento a pagina 2. Sempre da Cortina in piazza, i veterani non traslocano fino ai giochi, la protesta che si è svolta a Cortina, l'approfondimento di Menardi vi aspetta a pagina 3. Per quanto riguarda notizie di carattere nazionale, giustizia, le novità tra poteri e separazione delle carriere, approvate in via definitiva
la riforma Nordio, ora il referendum. L'ex presidente del Tribunale di Venezia e l'Ordine dei Legali, la Ganà meno dell'1% cambia percorso da PM a giudice e ancora gli avvocati, molte toghe bellunesi sono favorevoli. I legali sono in gran parte favorevoli alla riforma, ora vanno informati i cittadini, dice Daniele Tormen, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno. L'approfondimento a pagina 7. Dalla prima pagina del Corriere delle Alpi passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente: Olimpiadi, l'allarme per i pass. Prima indicazioni su numero dei lasciapassare e modalità di rilascio, ma la piattaforma per prenotarli è tuttora inagibile. Operatori e residenti preoccupati anche per soste, parchi e trasporti, scarsa comunicazione, il tempo sta per scadere. L'articolo a firma di Bolzonello e lo troverete a pagina 3. La comunicazione è la grande assente, continua a dirlo ma senza successo, così il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi ieri all'incontro verso Milano Cortina 2026. La mancanza di informazioni chiare e precise è stata ribadita anche dai presenti, che chiedono di capire come muoversi nei prossimi 3 mesi in vista dell'evento olimpico. Bortoluzzi lo ha ripetuto più volte: va fatta la giusta comunicazione e va fatta al più presto. Spero che sia attivato entro la prossima settimana il sito per la prenotazione dei pass. La piattaforma doveva essere attiva già a settembre. E sempre a proposito di Olimpiadi, Paralimpiadi, dopo De Pellegrini nel 2012 toccherà al Caudorino. Il portabandiere azzurro sarà René De Silvestro. Campione del mondo, vincitore di Coppe del Mondo, già 2 medaglie olimpiche vinte, René De Silvestro per tutto questo è stato scelto come portabandiere azzurro alle Paralimpiadi di Cortina 2026, proprio come accade ad Oscar De Pellegrini a Londra nel 2012. L'approfondimento di Di Bona a pagina 13. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino: Chiara Erassana, l'autopsia non svela le cause della morte, il decesso della 18enne, figlia di Noè Zardo, resta ancora senza spiegazione. Gli organi sono apparentemente sani e non c'è liquido nei polmoni che possa far presumere a una morte per asfissia. Il decesso di Chiara Zardo, la 18enne di Pederobba, figlia di Noè Zardo, ex comandante del nucleo radiomobile di Feltre, trovata a letto senza vita dalla madre nel loro appartamento di piazza Varnier sabato scorso, rimane avvolta nel mistero. A stroncarla è stato un arresto cardiocircolatorio, ma le cause sono ancora tutte da decifrare. L'approfondimento di Pavan a pagina 9. Altro richiamo del Gazzettino di Belluno che ci porta nel comune di Borgo Valbelluna: Mel, multe a raffica durante la castagnata dei nonni. Mercoledì mattina all'asilo di Villa nel comune di Borgo Valbelluna è andata in scena una simpatica castagnata che ha visto la partecipazione di tutti i nonni dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia. Al termine della castagnata però ecco l'amara sorpresa. Sul parabrezza di diverse auto parcheggiate a Villa di Villa campeggia un foglio giallo rettangolare, un presagio di qualcosa di ben poco felice. Si tratta di una multa per divieto di sosta. C'è chi vocifera addirittura che i vigili urbani siano stati chiamati di proposito da qualche residente della zona. L'approfondimento a pagina 10. Ancora da Cortina, mobilitazione a favore dei veterani, ma fino al 20 gennaio si resta a Fiames. L'ambulatorio veterinario di Cortina d'Ampezzo rimarrà nella sede provvisoria di Fiames sino al 20 gennaio prossimo. Nel frattempo l'amministrazione comunale ampezzana si attiverà per trovare un terreno. L'incontro ha fatto seguito alla manifestazione che ha raccolto in piazza numerosi cittadini. Richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. L'articolo di Di Bona vi aspetta a pagina 11. Ancora dalla prima pagina, Feltre, monitoraggio lacunoso, scoppia il caso Idro. Il monitoraggio in continuo delle emissioni della Hydro di Feltre è andato a singhiozzo e questo impedisce di fatto di avere una fotografia reale di quella che è la situazione delle emissioni di questa fonderia che ha il proprio stabilimento nel centro della città di Feltre. Nei mesi invernali 2023-2024 il monitoraggio della diossina è stato lacunoso e ha registrato diverse anomalie. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Belluno, i mezzi Trillo salgono ad 8, manca però la linea Lilla. Salgono ad 8 i Trillo, per ora la linea Lilla Levego-Libano non è contemplata nei piani di Dolomiti Bus. La presidente dell'azienda di TPL, Martina Moric, nominata nel giugno 2025, esorta l'utenza scontenta a procedere con i reclami formali. Solo così potremo migliorare il servizio. Ieri dall'azienda la condivisione dell'andamento del servizio a chiamata. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 2.
Poste italiane, buoni fruttiferi, libretti, oltre 1 miliardo in provincia di Belluno. L'approfondimento lo troverete a pagina 5. Belluno, questura del SPAR, alleate contro la violenza sulle donne, richiamo trovato anche sul Corriere, l'articolo in questo caso del Gazzettino a firma di Daniela De Donà lo troverete a pagina 5. E infine ciclismo, da Feltre ai piani di Pezzé, ecco la tappa clou del Giro. Torna in provincia dopo un anno di assenza la Corsa Rosa, venerdì 29 maggio 2026, il tappone dolomitico quasi tutto bellonese. L'approfondimento di Scarton a pagina 14. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo.